Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati con linea diretta giorno. Abbiamo già in collegamento con noi da Udine Cristina Pozzo, parleremo del popolo delle partite IVA perché come sapete sabato sera si è svolta nel capoluogo friulano la manifestazione, allora andiamo un po' a sentire dalla sua viva voce quello che è accaduto. Ma vi do subito una notizia incredibile, sono appena arrivata adesso in redazione e devo ringraziare un mio carissimo amico che tramite Messenger mi ha subito avvisato perché li ha trovati praticamente in fallo, come si dice. Pensate, esattamente adesso sono le 14:07, alle 13:25 un mezzo pesante è stato scaricato per la consegna del materiale arrivando dall'Est Europa all'interno di una grossa azienda del Manzanese. Bene, appena aperti i portelloni, gli operai si sono trovati davanti a un gruppo di migranti dentro il camion. Ripeto, stanno arrivando in questo momento, anzi stanno già operando tra l'altro le forze dell'ordine sul posto, sia i carabinieri sia la polizia, per il triage e poi tutte le pratiche di rito. Ripeto, un gruppetto di immigrati, si presume pakistani, trovati versati all'interno di un camion, mentre questo camion stava scaricando del materiale all'interno di una grossa azienda del Manzanese. E proprio la persona che mi ha segnalato questa cosa, che a sua volta ha allertato le forze dell'ordine, appena aperto il camion si è trovato praticamente la sorpresa. Sul posto, come detto, stanno operando le forze dell'ordine per i rilievi di legge, come si dice in questi casi, e il gruppetto sarà poi trasferito alla caserma Cavarzerani di Udine, perché all'interno non ci siano dei minori non accompagnati, verranno trasferiti, ripeto, alla Cavarzerani per il triage e poi per il successivo periodo di quarantena. Proprio, ripeto, è successo pochi minuti fa e mi è stata subito segnalata questa cosa attraverso Facebook. Torniamo noi con Cristina Pozzo, che ringrazio. Allora, sabato sera c'è stata questa manifestazione a Udine, come è andata innanzitutto? Tanto buon pomeriggio a tutti. La manifestazione è andata un po' sottotono rispetto a quello che ci aspettavamo. Non mi aspettavo certo le 2000 e passa persone dell'altra volta, perché i tempi sono diversi e c'è anche un po' di scoramento da parte delle partite IVA in generale, ma anche di tutti in generale. Ci si è un po', come dire, spiaggiati, ci si è un po' spiaggiati
con questi continui apri chiudi, e per cui riuscire a poter andare a bere un taglio almeno fino alle 18 diventa già un grande regalo. E quindi certo. non c'è più, diciamo, quella grinta che c'era a ottobre, quando hanno Ma cominciato secondo a fare lei, mi questi nuovi permetta, DPCM. Presidente, mi permetta, secondo lei il fatto di aver già riaperto e in un certo senso allargato le maglie rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, forse questo praticamente ha invogliato, tra parentesi, le persone anziché a presentarsi in piazza o manifestare liberamente, eccetera, hanno preferito magari andare nel bar o a farsi le compere, no? Tanto Sì, per essere chiari. devo dire che probabilmente è Perché andata alla fine è così, questa la realtà, no? perché, ripeto, ci si sta abituando ad un sistema di vita che non è il nostro. Ci stiamo abituando a stare chiusi dopo le 10, ai coprifuoco, ci stiamo abituando a non tenere aperti, a non poter tenere aperte le attività, ci stiamo abituando a bere il caffè sotto il portico in mezzo alla pioggia anziché al bar e al banco, e quindi ci stiamo abituando. Questo è grave, perché non ci dobbiamo abituare, perché non è questa la nostra vita e dobbiamo rendercene conto. E Ci soprattutto si è sta un po' grave perché troppo non. rilassando, come lei dice, no? Giustamente. Sì, si sta perdendo, secondo me, proprio che rilassarsi, proprio si sta perdendo la cognizione di quella che è la vita, che è la nostra vita. Io capisco, c'è una pandemia, ho detto 1000 volte che noi non siamo negazionisti, sappiamo che c'è, e ben venga il vaccino se ci toglie da questa situazione. eh, Rispettiamo tutte le regole, però la nostra vita non è stare chiusi in casa e andare a dormire dopo Carosello. Sì, insomma, è una cosa che è inconcepibile. Io mi domando come i ragazzi ancora non abbiano protestato. Io faccio parte di quella generazione che in piazza si scendeva e si faceva anche qualche manifestazione abbastanza forte. I ragazzi non li vedo, non li vedo rispondere a questa situazione. Tra Insomma, possiamo l'altro, dire che sono tornati un po' i leoni da tastiera, nel senso tutti rivoluzionari, reazionari su Facebook, quando c'è invece da presentarsi, quando tutto chiuso, tutti si presentano, quando invece è tutto aperto, ciao mare, tanto per essere chiari. sì, ci si accontenta, ci si comincia ad accontentare di situazioni che non sono l'ideale. Teniamo presente che comunque anche il fatto di aprire fino alle 18 non è che risolve i problemi economici. I problemi economici ci sono forti, c'è un 70% di perdita in meno, cioè meno 70% di fatturato. Rendiamoci conto di che cosa significa. E quindi non è che ci danno libera uscita fino alle 18, va tutto bene e torniamo a incassare e continuiamo a lavorare. C'è stata gente che vendeva vestiti, che vende vestiti in pieno centro a Udine e ha scritto sulla vetrina chiuso per arancione, perché in arancione non c'era nessuno che girava. Adesso, siccome ci danno 2 settimane di giallo, va tutto bene, rischiamo di tornare in arancione, perché comunque aumenterà sicuramente la pandemia ha dei cicli, no? E quindi sicuramente Certo. per fine febbraio ci ritroveremo di nuovo con più infezioni. Torneremo a essere chiusi. E allora cosa facciamo? Quando siamo in arancione, rendiamoci conto che la gente non può neanche andare in bagno. Non puoi andare, se tu vai in centro, non hai un posto dove andare. Se hai un bambino, un anziano. Sì, cioè non è questo il modo di operare. E poi ho sempre detto, Certo. chiudere tutto è stato più Io semplice. sento, se mi permette, io sento nelle sue parole proprio tristezza, no? Perché tristezza chiara, nel senso che tutti fanno casino, mi cerco sentito il termine, perché oggi come oggi bisogna parlare come, mangia come parli, in un certo senso, a volte si capisce meglio. Dicevo, fanno tanto casino sui Facebook, come ho detto prima, tutti rivoluzionari, reazionari, ah se c'era lui e via dicendo, poi quando c'è, come ha detto lei, da scendere in piazza e far vedere effettivamente chi c'ha i cocones in mezzo alle gambe, li conti sulle dita della mano monca, no? Perché voi alla fine, anzi, quasi passate come quelli, tra parentesi, mi consenta il termine, gli sfigati, che vanno in piazza e poi sono 4 gatti lì a far casino, no? Questa è la realtà dei fatti. Bisogna parlare a volte
cara Cristina Pozzo, bisogna parlare a volte come si mangia, perché purtroppo con il politically correct ci siamo troppo abituati bene anche lì, no? Dove va tutto bene, adesso è arrivato Draghi, rivoluzione d'ottobre, tutto a posto, miliardi arriveranno per l'Italia, tra un mese saremo tutti miliardari, è finito il Covid, è finito tutto. Invece probabilmente siamo ancora non solo al chilometro zero, ma stiamo ancora riscaldando il motore in attesa di sapere il percorso da poi effettuare con la propria macchina. Ma certamente, guarda, beh, ci conosciamo da anni, quindi io ti do tranquillamente del tu e tu dallo tranquillamente a me. Draghi, ho fatto una battuta, il drago non ci spaventa, nel senso che Draghi, tra virgolette, ben venga se riesce a far uscire questa nazione dal pantano dove è stata messa, perché il precedente governo è stato, ma non perché lo dico io, è stato il peggior governo che abbiamo mai avuto in Italia, non uno dei peggiori, il peggiore. C'era da mettersi veramente le mani nei capelli su tutto. Non hanno gestito niente come si doveva, ma anche qua in regione, adesso tu sai che io a Massimiliano voglio bene, Federica, ho fatto campagna elettorale per lui, figurati. Tu sai Però benissimo, Benedetto... sai benissimo, Cristina, che noi non siamo di quelli che teniamo il dito, nel senso, se uno non sta lavorando bene, è giusto dirlo. Non sta lavorando bene. Soprattutto se tu gli hai dato il voto, hai pienamente diritto a criticare. Cioè, se tu hai votato una persona che sta governando la regione e questa persona ti ha promesso A e ha fatto forse lo 0, prefisso telefonico del Molise, chiaramente hai tutto il diritto di arrabbiarti. Sì, io con lui come con tutti, se c'è qualcosa che non va, tu lo sai, lo dico. Non guardo in faccia a nessuno perché io non sono iscritta a nessun partito e posso permettermi di dire quello che voglio. Però anche lui, se magari cominciava a dividere il pronto soccorso tra quelli Covid e quelli che non erano Covid, perché le infezioni non sono state fatte al bar, le infezioni sono verificate dentro il pronto soccorso, dentro le RSA, dentro le carceri, dentro le comunità. È lì che ti infetti, ma da sempre ti infetti prima dentro queste situazioni. Io ammetto, lui per primo ha detto chiudiamo tutto, gli hanno dato del matto perché non doveva, però aveva ragione, doveva chiudere tutto. Ma non chiudiamo tutto, poi mi senti anche oggi, l'hai detto tu prima, arrivano serenamente, passano il confine, arrivano a Manzano, hanno superato i famosi 15 chilometri per poter essere rimandati indietro e ce li teniamo noi. E questi arrivano come? Covid, non Covid e chissà quale altra malattia possibile abbiano addosso. Dobbiamo metterli in quarantena. Non chiudiamo i confini, ragazzi, arrivano. E qui da noi è un passaggio continuo, altro che le invasioni barbariche, anche quella. Però voglio dire, lui doveva fare delle determinate cose che non ha fatto e doveva farle. E un'altra cosa che doveva fare dal mio punto di vista, ma questo me ne prendo la responsabilità, è un mio punto di vista, era impugnare la nostra autonomia. Noi siamo una regione autonoma e non solo per pagare, perché noi diamo i soldini a Roma. No, ma lì perfettamente, guarda, Cristina, stai sfondando una porta aperta, perché qualcuno, ne parlavo, guarda, a casa con mia mamma, proprio ieri si parlava, e mi diceva, ma l'Alto Adige, e dicevo, mamma, tu ti ricordi meglio di me, qualcuno per ottenere la ulteriore autonomia, cosa faceva? Metteva le bombe sotto i piloni, tanto per esempio, non è che stiamo raccontando barzellette, sappiamo bene cosa è successo negli anni 60 in Alto Adige, avevano già l'autonomia, hanno avuto ulteriore autonomia nel 72 in una casa di province autonome, no? Però per dire, noi non siamo di quelli, noi siamo un po' più, diciamo così, rustici in un certo senso. Però la differenza qual è? Che ci sono regioni autonome in Italia, come la Sicilia, che percepisce il 100% dei tributi che gli rimangono dentro, che ha sempre bisogno dello Stato col rubinetto aperto. Mentre noi che siamo bravi a parlare nelle osterie davanti magari a un bicchiere di vino, a fare la rivoluzione copernicana, quando c'è invece da far vedere a Roma chi nella lontana provincia dell'impero ha i cosiddetti, siamo i primi a stare a 90, pagare le tasse e dare il buon esempio, tanto per essere chiari. No? Infatti noi
ripeto, tu sai benissimo che noi mandiamo giù i soldini e ci paghiamo tutto e ci paghiamo la sanità, e se la sanità è in questa situazione dobbiamo ringraziare la zarina della precedente amministrazione che ha mandato giù un altro 20% oltre al nostro normale 40%, e con il nostro solo 40% ci siamo sempre pagati tutto, tutta la sanità, le strade e quant'altro. E allora cosa fai? Tagli. E così hanno fatto, hanno tagliato gli ospedali, hanno tagliato la sanità. Adesso che serviva la sanità non c'era. Poi abbiamo degli ospedali che sono chiusi, quello di Però Gemona chiuso. permettimi di Parlo solo dire che, Covid. Cristina, scusa, Devi, permettimi di dire che in sì. campagna elettorale Fedriga aveva promesso un radicale cambiamento per quanto riguarda il sistema sanitario, nel senso che cancelleremo quello che è stato. Alla fine, se vai a guardare bene le cose, hanno solo cambiato le virgole al posto dei punti, però più o meno la riforma Tedesca-Serracchiani è attualmente in corso per quanto riguarda la cosiddetta riforma Fedriga Riccardi, tanto per essere chiaro. Cioè hanno cambiato solo il colore, ma la minestra, il sapore è sempre quello alla fine. Infatti stanno mandando degli infermieri con una tuta addosso dentro i reparti Covid, senza preparazione. E questo è inconcepibile, perché questa gente va lì a lavorare a 1.300 euro al mese con una tuta e senza essere preparato. Hanno avuto tutta l'estate per preparare, per assumere, per prendere decisioni. Invece di fare i ragionieri, perché qualcuno ha fatto il ragioniere con tanti numeri, non mi riferisco a Fedriga, ma qualcuno ha fatto il ragioniere con tanti numeri, ma non ha fatto quello che andava Sembra una fatto. calcolatrice presa di seconda mano, di quelle che si Sì, trovano, e allora, quindi tanto ecco, cacchi il più viene meno, tanto per essere chiaro. e ci saremmo trovati un po' più preparati. Anche il discorso tamponi, ma ti rendi conto che a Può Porcia essere. facevano i tamponi sotto la pioggia? Ci sono i filmati. Ma che valore ha quel tampone lì? E tutti quei tamponi che poi sono risultati sbagliati, che sono andati a accumularsi con quelli che risultavano essere positivi e in realtà poi non erano positivi. E tutti Certo. quelli che invece si sono autodenunciati, si sono autopagati il tampone perché magari volevano andare a lavorare dopo, no? Non possono stare 2 mesi a casa in attesa che qualcuno li chiami e gli faccia il tampone. Si sono autodenunciati, sono rimasti a casa per senso civico e in comune Certo. non risultavano essere stati che avessero avuto il Covid. No, non Senti, risultava niente. per non uscire troppo Mm. fuori tema, perché sennò rischiamo di fare 3 ore di Sì, sì, trasmissione, no? sì, Torniamo hai ragione. invece alle battaglie che il popolo delle partite IVA vorrà fare da qui a fine anno, nel senso, chiaramente non vi fermate davanti a questa situazione, andate avanti comunque, no? Sempre in attesa di capire cosa Roma proporrà per far ripartire l'economia non solo regionale, ma comunque nazionale. Sì, beh, io mi auguro che quello che stanno dicendo di Draghi sia vero, e cioè che lui spenderà questi soldi per far ripartire l'economia e non per dare sussidi. Quindi questo è già un buon passo. Quello che noi chiediamo in questo momento, perché in questo momento viviamo una situazione particolare, e stiamo chiedendo che vengano sospese tutti i pagamenti che siano sia da un punto di vista fiscale che da un punto di vista contributivo, perché non possiamo farlo, non possiamo più pagare, quindi devono sospendere. Dobbiamo bloccare tutti gli sfratti, dobbiamo bloccare tutte le cartelle esattoriali, perché in questo momento il popolo delle partite IVA, quello normale, quello quotidiano, quello di tutti i giorni, non ce la fa più. Certo. Vogliamo, tra l'altro, stiamo chiedendo che ci venga, che ci venga, quando mi vengono queste robe mi viene nervoso, che ci venga riconosciuto al pari dei nostri dipendenti una diaria giornaliera in caso di malattia o se dobbiamo metterci in quarantena. E vogliamo anche che ci venga riconosciuta un sussidio, una, una, gli ammortizzatori sociali per quello che riguarda in caso in cui ci ritroviamo ad essere chiusi o a fallire. Quindi se Chiaro. chiudiamo o falliamo abbiamo bisogno degli ammortizzatori sociali al pari dei nostri dipendenti. Questo
ancora non c'è stato riconosciuto, perché se adesso andiamo a chiudere, non andiamo a chiudere per colpa nostra. Tante cose che sto sentendo in giro, ma c'è il rischio di impresa. Sì, momento, il rischio di impresa c'è nell'eventualità io mi trovi nella situazione di non saper gestire la mia azienda, ma se io devo chiudere perché sono obbligato a chiudere, altrimenti mi multano, lì bisogna che io venga risarcito. Tra l'altro, come sempre noi come associazione, però a questo punto a livello nazionale, tu sai che io sono presidente del Comitato Nazionale, abbiamo preparato una lettera di messa in mora dello Stato, indipendentemente dal governo che ci sarà o che c'è stato, perché in base a un articolo che è il 2045 del Codice Civile, io ho diritto a venire risarcito. A parte tutte le leggi europee, infatti che cosa succede in Germania e in Francia? A loro hanno pagato l'80% dei costi fissi, non hanno dato oboli come hanno dato a noi. Perché? Perché si attengono a delle leggi che sono europee e quindi si comportano di conseguenza. Invece da noi no. Noi ci hanno dato 600 euro 2 volte e qualcuno si è preso 2000 euro, paghi 3.000 euro, 2.500 euro di affitto per la tua attività e ti arrivano 600, capisci che sì, costi fissi, no? Sono andati un po' a random, dai, tanto per essere chiari, hanno fatto un po' le cose e per cui questa lettera la possono scaricare dalla nostra pagina, dal nostro gruppo Facebook. Possono scaricarla da lì, oppure mi possono contattare e io gliela mando tranquillamente. I nostri legali vi seguono gratuitamente, è gratis. Voi la compilate, scrivete il danno che avete subito, quanto avete incassato, quali sono stati questi famosi ristori che avete ricevuto, la differenza vi deve essere pagata. Se mandiamo un po' di queste lettere, io non dico che li piglieremo questi soldi, perché non lo so, ma se cominciamo a mandare un po' di queste lettere, perché sono lettere che vengono depositate in tribunale, sia chiaro, tramite un legale, magari ci ascoltano, perché qui abbiamo fatto di tutto, abbiamo scritto, abbiamo fatto le manifestazioni, stiamo continuando a muoverci, però più di tanto non ci danno retta. Andiamo a toccarli nel taccuino, vediamo se toccandoli nel taccuino ci danno retta. Chiaro. Allora io ringrazio Cristina Pozzo per l'intervento, resteremo come sempre con i monitor Ben e anche i radar, no? Per tenere d'occhio la situazione e monitorare quello che accadrà da qui ai prossimi giorni, nella speranza sempre che da Roma giungano liete novelle positive per il rilancio di questo paese chiamato Italia. Io ringrazio anche i nostri amici e amiche per la visione all'ascolto, come sempre numerosi anche durante le repliche della trasmissione, perché rimane online. Dunque salutiamo anche chi ci sta guardando in diretta, sono le 14:27 in questo momento, ma saluto anche le persone che ci guarderanno più tardi per vari motivi, perché chiaramente non tutti possono essere sintonizzati davanti al web, ma il vantaggio è che appunto rimane tutto in memoria e uno si può guardare anche con calma la trasmissione anche dopo la diretta. Vi do appuntamento per quanto riguarda l'informazione intorno alle 16 per un'edizione flash del nostro audio video giornale con un riepilogo insomma delle notizie accadute in Friuli, Venezia, Giulia. Come sempre grazie per l'ascolto e vi diamo appuntamento come detto intorno alle 16 per il GR Flash. Grazie, ciao a tutti, ciao. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy.
Artline Occhialeria a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni, per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.